trasmissione di senso? Ma è una questione di abitudini, quindi noi siamo meno abituati, adesso dove terreno, poi non penso che quello sia un ostacolo, un problema per la partita di domani. Che Novara si aspetta, mister? Io credo che il Novara abbia bisogno di far punti, ma la stessa esigenza ce l'ha il Padova, quindi non credo che ci sia differenza di obiettivi. Tutte e due le squadre cercheranno di raccogliere i punti che ci sono in palio, quindi ci sarà un Novara che proverà a fare risultato e dall'altra parte un Padova che cercherà di fare un'altra buona prestazione. Senti, come situazione infermeria? Chiara, insomma. È la solita, purtroppo abbiamo degli infortunati seri, quindi sono tutte cose molto lunghe. Credo che l'unica che si sia aggiunta in maniera lieve rispetto agli altri infortunati, quella di Galli. Il resto sono tutti. La piccione è una roba fastidiosa, Una cosa, in questo momento è una cosa più dolorosa che altro, quindi ma io penso che settimana prossima, adesso non so se dal primo giorno o meno, però sarà già a disposizione, anche se poi aspetta sempre il medico, aspetto sempre l'ok del medico. Quindi sarebbe il primo che riesce a recuperare queste cose. Pensiamo proprio di sì. Senti, dal punto di vista pratico, loro, affrontare squadre che hanno questa situazione psicologica non è facile. È sempre una medaglia di faccia, giusto? Perché magari tu ti puoi aspettare la squadra che va in campo, l'avversario che va in campo teso, perché sa che deve fare il risultato e quindi magari quello che lui non ti ci mette ansia, fanno magari anche delle preoccupazioni e via dicendo, e poi c'è la squadra invece che va in campo, fa sempre l'avversario molto motivato e che quindi comincia a spingere come. Cosa ti aspetti tu? Tutte e due le cose oppure conoscendoli? Sono un giocatore di valore, è una cosa importante, quindi una squadra sicuramente che ha dei valori. Io però cerco sempre di rimanere concentrato sui miei giocatori, perché secondo me la differenza possono farla loro, nel bene e nel male, perché conosciamo mai tutto sempre dell'avversario, di conseguenza una buona concentrazione e una buona dose di attenzione. Una buona dose di motivazione elevata, visto che la classifica oggi è molto bella e quindi c'è la motivazione in più e poi comunque la voglia e lo spirito di poter andare a fare un'altra buona prestazione, magari di raccogliere ancora dei punti importanti. Sono sempre molto concentrato sulla prestazione dei miei giocatori e della mia squadra. Poi il Cortona presenta siete partiti molto, magari tutti uccidi da vigilia, ma non aspetto Cortona che fa. Ti augureresti di partire nella stessa maniera domani così? Ma io preferisco sempre finire bene, poi l'inizio conta relativamente, ma questo durante la partita e durante il campionato, è sempre importante la fine, no? Quindi il risultato finale. Cambi molto? Cambio poco, perché rientrano tutto Edoardo, il centrocampo di nuovo siamo raccontati, quindi più o meno è quello, siamo obbligati nelle scelte e non mai qualcosina dietro perché dobbiamo usare a volte anche il buon senso, non solo. Noi abbiamo 5 rifilati, sono tanti. Ma ecco, tu nel film hai fatto un po' anche per il tuo tipo di gioco, il fatto che magari alle volte chiedi magari anche molta grinta, molta determinazione, secondo te oppure un fatto così? Ma io credo che sia un fatto casuale. Se penso alle 3 ammonizioni di Rispoli, possiamo chiamarlo un fatto casuale. Beh, d'altro canto il Padova non ha subito neanche un rigore, quindi diffide sì, ma rigori zero però. Hanno fatto sempre fare fuori le zone meno pericolose, e già questa è una cosa importante. È un dato comunque importante, più che i rigori fischiati a favore, guardo sempre quelli fischiati contro.
Le condizioni meteo possono influire sulle sue scelte? No, assolutamente no, si lavora sul sintetico, quindi il terreno lo conosciamo e quindi non condizionerà nemmeno le mie scelte, oltre alla tipologia della gara da giocare. Ci hai detto c'è proprio una partita davanti, potrebbe succedere qualcosina? No, assolutamente. No, dipende se pensiamo alla partita precedente, sicuramente qualcosa cambia. Però ritorniamo a fare quello che abbiamo fatto ultimamente, insomma. Prima parlava di motivazioni, forse qualche motivazione in più ancora ce l'hanno anche quei 3 protagonisti della finale di 2 anni fa, che hanno detto qualcosa. No, perché ormai è passato tanto tempo da parte del passato. Io con loro, con i miei giocatori parlo spesso, parlo di presente, non parlo nemmeno di futuro, perché è il presente quello che conta. Il passato ormai è andato, il futuro è molto condizionato dal presente, quindi dobbiamo essere concentrati su quello che è oggi, e oggi è Novara. Quindi questo è quello che è importante secondo me, la mia filosofia, secondo il mio modo di pensare. L'ultima cosa per me. Sei arrivato praticamente a metà dicembre, quasi a metà dicembre, in una situazione quarta in classifica, direi che forse neanche tutti lo aspettavano, viste le promesse iniziali. Ci sono adesso queste partite tutte ravvicinate, al di là del fatto che potessi sempre da giorni una partita alla volta, però obiettivamente insomma, restare lì alla fine dell'anno in quella posizione ci fa restare fermo su. Ma io credo che in questo momento, anche per le problematiche che abbiamo incontrato, le problematiche non sono mecaniche, ma sono legate agli infortuni, questi infortuni seri che hanno portato a perdere alcuni giocatori importanti, sicuramente di valore, ma importanti per la squadra. E quindi tutte queste cose fanno sì che comunque qualcosina in debito alla fortuna ce lo sentiamo di. E quindi quello che dobbiamo fare è comunque andare in campo, cercare di raccogliere più punti possibili, ma questo è stato fatto fino ad oggi e dovrà essere fatto fino al 31 di dicembre. È un campionato che riserva sempre 1000 sorprese e chissà che magari noi in senso positivo non siamo quelle che magari possiamo cambiare quello che è poi il nostro destino e quindi magari raccogliere qualche punto importante per diventare magari la sorpresa di questo finale di stagione. Questo è quello che io auguro le mie ragazze perché hanno lavorato tantissimo fino ad oggi. Grazie. Vi saluto. Grazie. Grazie a tutti.